Sono le 22:49 quando davanti a Porta San Tommaso esplode l'urlo di gioia dei tifosi. Dopo 7 anni il basket trevigiano ritorna in Serie A. In migliaia, tifosi e appassionati si sono radunati sotto il maxi schermo di Porta San Tommaso. Un colpo d'occhio unico, un mare di persone che ha inseguito con trepidazione l'avverarsi del sogno, sottolineando con un boato ogni singolo punto. Sullo schermo la partita, dominata da Treviso, anche se all'ultimo quarto Capodorlando recuperava terreno, ma gli ultimi decisivi punti sotto canestro ridanno fiducia e la marea celeste comincia a cantare Serie A già prima del fischio finale, quando l'impresa diventa realtà. Sempre con te sarò e mai ti lascerò. È una delle più belle Serie A che abbiamo conquistato, partendo dalla calma, ed è un corso grandissimo, è un gruppo di ragazzi che si sono, battuti sempre come i leoni. Siamo tornati al grande basket, ci siamo ripresi il nostro posto, siamo finalmente di nuovo in Serie A e adesso partono nuovi obiettivi, non ci fermiamo qua, abbiamo ricostruito il basket di Treviso. Adesso godiamoci questa vittoria fantastica. Da Porta San Tommaso partono i caroselli di auto, sventolano le bandiere e suonano i clacson per le strade. Poi un fiume di tifosi si riversa nelle vie del centro, una passeggiata nel cuore di Treviso con il cuore in festa e con la Serie A in tasca. Una passeggiata trionfale attesa e sognata da tanto tempo. Sant'Agostino, Loggia dei Cavalieri, Piazza dei Signori. Il colpo d'occhio della festa trevigiana è unico. Nei cori, urlati a squarciagola, si sprecano i riferimenti alla storica rivale Fortitudo e a quel derby con Venezia che i tifosi già assaporano. Così come il prossimo inevitabile obiettivo.